Ecco a lei. Io non ho ancora ordinato. Glielo manda quel signore laggiù. È già pagato. Ah sì? E qua? Quello che sta uscendo. Mi scusi. Ehi! Katie, aspetta! Aspetta un attimo. È un po' di tempo che sono di pessimo umore, è molto seccante. Sai cosa potresti fare per risollevarmi il morale? No. Levarti di torno. E non parlo di andartene da questa città, ma proprio fuori da questo stato. Non ti voglio più vedere, non ti voglio più sentire, neanche sentire la tua puzza. Vattene via. Sì, scusa, ma tu sei amico mio? No, non sono amico tuo. Ah beh, io avevo l'impressione che tu fossi amico mio, perché mi piace programmare la mia vita con gli amici. Ma se non mi sei amico e vuoi programmare la mia vita, sei un po' presuntuoso. Anzi, direi che sei un gran maleducato. Io non sono il tuo schiavo, lo capisci, bello? Oh, santo Dio, sapessi quanto mi dispiace di averti offeso, brutto pezzo di merda. Stanno quasi per prendermi le convulsioni, lo sai che mi hai proprio scosso, sto tremando tutto. Non ti conviene prendermi a male parole, amico mio. Sai com'è? Io mi potrei irritare, le cose potrebbero degenerare. E io per legittima difesa ti potrei fare qualcosa che non ti piacerebbe per niente, qui adesso. Se vuoi saltarmi addosso, io sono qui che aspetto. Mi stai minacciando? Mi stai minacciando? Hai afferrato il concetto. Perché è mio diritto stare qua e tu lo sai benissimo. E se io resto qua tu che cosa fai? Te li puoi ficcare dove meglio ti pare i tuoi diritti. Attento a dove metti i piedi e sai di cosa parlo. E che mi puoi fare? Arrestarmi? Sei un poliziotto? O eri un poliziotto? Oppure eri troppo stronzo per restare in servizio? Perché lo sai e questa è la sensazione che mi dai. Te la sei goduta la colazione?